TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Questa mattina, venerdì 6 dicembre, intorno alle 8, si è verificato un incidente stradale mortale lungo la strada regionale Postumia. Nello scontro è morto Simone Caico, 18enne, residente a Fossalunga. Il ragazzo si stava recando a scuola all'Istituto Maffioli di Castelfranco Veneto, in sella a una moto Ducati Monster, quando, in base alle prime ricostruzioni, l'incrocio tra via Vicenza e via Calcroci Nord è avvenuto lo schianto con una Toyota guidata da una 41enne. Nell'impatto, il 18enne è stato sbalzato per circa 20 metri ed è morto sul colpo, mentre la moto ha preso fuoco. Sul luogo dell'incidente sono giunti i sanitari dall'ospedale di Castelfranco Veneto e l'eli soccorso dall'ospedale di Padova, che ha trasportato al Cafoncello l'automobilista che versava in condizioni gravissime. E oggi pomeriggio a Silea, nella chiesa parrocchiale, si sono svolti i funerali di Petra De Zanet, la 54enne ex consigliera comunale, nonché fondatrice e presidente di Acto Triveneto, morta a causa della recidiva di un tumore. Tanti gli amici e i rappresentanti del mondo della politica hanno voluto darle l'ultimo saluto, nelle esequie officiate da Don Mattias Franceschetto. Toccanti le parole della lettera scritta dai figli di Petra De Zanet, Mattia e Asia, letta da quest'ultima. Mi ha insegnato ad affrontare sempre con un sorriso le cose brutte della vita e che nonostante il tuo coraggio e la tua voglia di combattere, non sempre le battaglie possono essere vinte. Non dimenticarti di venirmi a trovare più spesso nei sogni. Ti aspetto domani mattina e lo farò per sempre. Cambiamo argomento. Posiamo oggi la prima pietra della casa della comunità nell'area che diventerà a tutti gli effetti una cittadella della salute, a servizio non solo di Codognè, ma anche dei cittadini dei comuni limitrofi. A dirlo stamane il presidente della regione del Veneto Luca Zai è intervenuto alla cerimonia assieme al sindaco di Codognè Jessica Masini, al consigliere provinciale Diego Zanchetta, ai consiglieri regionali Sonia Brescacin e Roberto Bett, al direttore sanitario dell'ULSS 2 Stefano Formentini e a numerosi amministratori dei comuni limitrofi. I dettagli della Casa della Comunità nel nostro sito notizieplus.it. Si è tenuta a Belluno, presso la Camera di Commercio, la cerimonia di premiazione della 7ª edizione del premio Imprenditoria Femminile del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti. Nel corso della cerimonia sono state premiate le aziende che si sono distinte per aver attivato nella propria azienda, appunto, percorsi di cambiamento finalizzati a dare concretezza a una visione imprenditoriale rivolta al futuro è in grado di generare un circolo virtuoso con i propri stakeholder interni ed esterni, con ricadute positive sia per la stessa azienda che per l'ambiente di riferimento. Il primo premio del valore di 4.000 euro è stato vinto da Ketty Mastorci di Fregona, con la sua fattoria biologica Vitio Vitec. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.